Intervistiamo oggi il professor Paolo Gubitta dell'Università di Padova, della materia organizzazione aziendale, e anche direttore scientifico dell'area imprenditorialità della Fondazione Cuoa. Professore, dai dati Istat emerge un quadro economico della situazione italiana piuttosto allarmante. Il PIL è crollato nell'ultimo anno del 3,5%, mentre la situazione degli investimenti non è sicuramente migliore. In una situazione economica così difficile, la via che viene spesso consigliata dagli economisti alle imprese italiane è quella dell'internazionalizzazione. È effettivamente una via da seguire questa per la nostra impresa italiana che tutto sommato ha una dimensione prevalentemente medio-piccola? L'internazionalizzazione delle imprese, non solo quelle italiane, ma più in particolare quelle del nord-est, più che una scelta è una necessità. Non è immaginabile poter crescere o addirittura poter sopravvivere rimanendo ancorati al mercato interno. L'internazionalizzazione che ci serve non è la delocalizzazione. Delocalizzare vuol dire di fatto sradicare l'impresa dal nostro territorio alla ricerca molto spesso di vantaggi di costo effimeri. Quello che ci serve è una internazionalizzazione cosiddetta intelligente, che è fatta di due ingredienti, di due aspetti. Da un lato essere preparati per accedere ai mercati stranieri più o meno lontani attraverso lo sviluppo di competenze manageriali da un lato e, perché no, anche attraverso una adeguata dimensione. Da questo punto di vista, i contratti di rete e quindi lo stimolo anche fiscale, anche economico ad aggregarsi per essere più competitivi può essere uno strumento necessario ancorché non sufficiente. E questa è una componente dell'internazionalizzazione intelligente. La seconda è quella di orientare gli investimenti e la ricerca di nuovi sbocchi verso i paesi che hanno e avranno presumibilmente in futuro tassi di crescita più elevati. Le aziende più avanti, più sulla frontiera dell'internazionalizzazione, quando si presentano non solo ai mercati, ma anche ai miei studenti all'università, non ci dicono più quanta parte del fatturato esportano, ci dicono quanta parte del fatturato esportano nei paesi tipo i BRICS, ovvero nei paesi nei quali la domanda di prodotti o di servizi è oggi la più alta in assoluto. Ma internazionalizzare le nostre imprese non significa perdere dei posti di lavoro in patria? Associare internazionalizzazione con perdita di posti di lavoro è oggettivamente una falsità. La delocalizzazione dei siti produttivi implica perdita di posti di lavoro a condizione che la delocalizzazione delle attività a minor valore aggiunto non sia propedeutica al mantenimento nel nostro territorio delle attività a maggiore valore aggiunto. Da questo punto di vista servono politiche pubbliche o servono investimenti pubblici per fare in modo che gli imprenditori avveduti italiani o gli imprenditori avveduti stranieri continuino ad investire nel nostro territorio. Le porto un esempio. Un paio di anni fa su Harvard Business Review si evidenziava un aspetto legato alle politiche di offshoring, quindi di trasferimento delle attività produttive all'estero da parte delle imprese americane. In questo articolo si diceva che a forza di internazionalizzare le attività e quindi portare al di fuori dei confini nazionali i posti di lavoro, una eccessiva tendenza in questa direzione depaupera il territorio di origine, cioè fa perdere capitale umano, fa perdere competenze ed è enormemente difficile ricostruire un patrimonio di competenze diffuso nel territorio. L'Italia e il nord-est in particolare, per alcuni settori tipici del Made in Italy, ha un insieme di competenze diffuse, potremmo dire un sapere sociale che permea, oserei dire, tutti i campanili di tutti i piccoli paeselli del nord-est. Una parte di queste competenze ha fatto il proprio tempo e quindi è inevitabile che una parte dei posti di lavoro ancorati alle attività a minor valore aggiunto venga perso. Questo dal punto di vista del benessere collettivo e quindi della capacità del sistema di evolvere, oserei dire che è un bene. Quindi è un bene che l'Italia abbandoni le attività a minor valore aggiunto, a due condizioni però. Da un lato che contemporaneamente gli imprenditori da un lato, ma anche gli interventi pubblici dall'altro aiutino le imprese a migrare verso le attività a maggiore valore aggiunto, a maggior contenuto di tecnologia, di innovazione e di creatività, prima condizione, e seconda condizione, una società saggia, anzi una società civile si preoccupa di quei lavoratori che senza colpa hanno accumulato delle competenze che oggi non servono più al mercato e quindi per favorire
la rinascita o la ripresa dell'economia del nord-est, un buon sistema di welfare che si preoccupi di chi si trova ultimo nella gara o nella partita, nella corsa per la ripresa, ma è ultimo non per colpa sua. E qui mi riferisco a molti lavoratori che quando perdono il posto di lavoro hanno serie difficoltà, se non addirittura nessuna possibilità di ritornare ad avere un'occupazione dignitosa che garantisca un reddito dignitoso. Quindi la via da seguire è quella di una specializzazione internazionale delle nostre produzioni in termini di altissima qualità e innovazione e una delocalizzazione dei settori produttivi a minor valore aggiunto. Ma questo richiede grandi investimenti in termini di ricerca e di innovazione. Ma per quanto le imprese possano essere innovative, una ricerca a livello nazionale, in questi termini, è comunque parcellizzata per unità imprenditoriale. Non sarebbe più efficiente accentrare la ricerca in seno alle università e dare particolarmente attenzione alle applicazioni industriali dei brevetti così realizzati? Centralizzare l'attività di ricerca avrebbe un senso se e solo se assumiamo che chi decide cosa centralizzare e dove centralizzare sia dotato di razionalità assoluta, cioè sia capace di prevedere il futuro. Ma noi sappiamo che l'uomo perfettamente razionale non esiste. Esattamente, siccome non c'è nessuno capace di fare questo e i paesi che hanno tentato di decidere al centro cosa fare hanno clamorosamente fallito, meglio lasciare all'iniziativa individuale, all'iniziativa degli imprenditori nel caso specifico, la decisione di quanto investire e in che direzione investire. Un buon policy maker però dà delle indicazioni di fondo, attraverso le politiche fiscali, attraverso altre forme di incentivazione, è possibile dare al mercato o alle imprese, al sistema delle imprese, al sistema economico, le direzioni verso le quali fare gli investimenti. E quindi io lascerei a livello decentrato il compito, oserei dire il diritto, di intraprendere attività innovative. Piuttosto vanno creati dei meccanismi, non solo fiscali, ma anche a livello territoriale, che favoriscano l'aggregazione di certe imprese che hanno intrapreso alcune traiettorie di innovazione, aggregarle in determinati territori. La nascita dei distretti tecnologici qualche anno fa è nata con questa finalità, che è una finalità saggia. Lo Stato, potremmo dire, i policy maker indicano dei luoghi dove ci sono o possono essere create delle condizioni favorevoli per attivare certi meccanismi di innovazione, ma poi il sacrosanto diritto di decidere quanto investire e in che direzione spetta a chi rischia il capitale proprio e quindi agli imprenditori. In tutto questo sistema il ruolo dell'università è un ruolo centrale, nel senso che l'università non è al servizio dei bisogni di breve periodo del sistema sociale ed economico, però l'università può e ha il dovere di fare della buona ricerca, una parte della quale può essere messa a disposizione del sistema, della società, del sistema economico-sociale. Da questo punto di vista l'Italia non è sulla frontiera, diciamo, dell'efficienza e dell'efficacia, ma non è neanche agli ultimi posti. Nei prossimi mesi, e in particolare a fine settembre, a Trieste, ci sarà Trieste Next, il Salone Europeo della Ricerca, all'interno della quale manifestazione ci sarà una sezione dedicata a favorire il trasferimento tecnologico, ovvero a far incontrare gli scienziati che hanno qualcosa di interessante per le imprese, con le imprese che hanno esigenze gestionali e di innovazione da soddisfare. Allora, se proprio vogliamo centralizzare qualcosa, centralizziamo i luoghi, creiamo dei grandi luoghi, delle grandi piazze, potremmo dire, con tante panchine, nelle quali chi è depositario di un'idea innovativa, chi ha bisogno di qualcuno che abbia delle idee innovative, possono sedersi, incontrarsi, parlare e in qualche modo creare una relazione d'affari.